Innanzitutto presentiamo questo autore, Clive Staples Lewis, conosciuto credo da molti per le cronache di Narnia e per la trasposizione fatta nel grande schermo dal 2005 al 2010, dove hanno presentato appunto Il leone, la strega, l'armadio, Il principe Caspian, Il viaggio del veliero, eccetera. Credo che giovani un po' lo conoscano, come anche Il Signore degli Anelli, ecco. Era anche amico tra l'altro di Tolkien. Però partirei, ho scelto questo titolo perché non parlerò tanto delle cronache di Narnia e nemmeno delle lettere di Berlicche, cioè ne accennerò qualcosa, che è stato uno scritto, le lettere appunto di Berlicche, esperto diavolo, al nipote Malacoda, che invece era un giovane che si stava formando, diciamo, la professione del male. È interessante perché queste hanno avuto un grande successo, sono i due libri più conosciuti di Lewis, quindi i 7 libri delle cronache di Narnia e il libro epistolario in 31 lettere, le cosiddette lettere di Berlicche. Invece io parlerò essenzialmente di quest'altro volume poco conosciuto, L'abolizione dell'uomo. È un saggio importante che contiene 3 saggi, sono i 3 temi che vorrei sviluppare con voi oggi. Sono temi, credo, che pochi, insomma, ancora non sono molto conosciuti di Lewis. Ci sono pochi studi e andrebbero conosciuti perché il primo parla del ruolo dei sentimenti, l'ordine dei sentimenti, degli affetti, e non solo, quindi sappiamo che Lewis era un grande apologeta cristiano, si vede anche nelle lettere di Berlicche e in altri scritti, ma era soprattutto un uomo che teneva ai sentimenti, agli affetti, a tutte queste cose che non riguardano solo la circolarità tra ragione e fede, perché noi spesso come cattolici anche tendiamo a non valutare pienamente il cosiddetto anche genere fantasy come quello di Tolkien, ma soprattutto il mondo dei sentimenti, delle emozioni, dell'immaginazione e della fantasia. Ecco, questi autori ci permettono di sondare queste cose che vanno valutate e un tema che io vorrei presentarvi è quello della valorizzazione dei sentimenti, degli affetti, dell'immaginazione, quella sana chiaramente, della sana curiositas, della buona fantasia, e poi lo sentiremo con lui. Credo che vada anche un po' a completare il percorso che abbiamo leggermente lambito nelle relazioni precedenti, e questo aspetto importantissimo. Quindi parlavo della circolarità tra fede e ragione. Perché circolarità? Adesso chi magari ha letto anche l'enciclica Fides et Ratio sa che le due ali della ragione e della fede sono quelli che sostengono l'anima e la persona umana, no? Ovviamente a questa aderisce Lewis, però aggiunge qualcosa di più. Ecco, oltre ad essere illuminati, la ragione può essere illuminata dalla fede e viceversa. Lui dice che bisogna fare attenzione, bene, ecco, in questo senso bene vorrei centrare la prima parte su questo, a quello che è l'ordine dei sentimenti, della fantasia e delle emozioni, non scivolando in quelle che sono le ideologie, se vogliamo, le derive di queste, ossia il sentimentalismo, ecco, da una parte, e l'emotivismo dall'altra, di cui è impregnata anche la nostra società. Questa è una prima parte. La seconda parte sarà sulla via della legge naturale, che è la seconda parte di questo saggio, L'abolizione dell'uomo del 1943, in cui ci spiegherà non solo che cos'è la via della legge naturale, poi leggeremo anche qualcosa, ma anche come affrontarla, in che metodo cercare di capire come leggere la legge naturale dentro di noi e dentro la nostra società. Anche questo è un metodo, una tradizione di ricerca, chiamiamola così, uno studio approfondito sulla legge naturale che io sinceramente ho riscontrato in pochi e vorrei appunto presentarla. Sempre cose brevi.
E poi infine, del terzo saggio che compone l'abolizione dell'uomo e che dà il titolo a questo volume, l'abolizione dell'uomo, che parla del rapporto uomo e natura, per vedere poi come questo rapporto uomo e natura porti ad una degenerazione del rapporto uomo con l'umanità e alla fine si arriva al potere di alcuni uomini su miliardi di uomini, ed è esattamente la situazione che noi stiamo vivendo. L'aveva prevista nel 1943, adesso vedremo, quindi ci addentreremo un po' a capire, questi sono i tre temi un po' inediti rispetto a quello che sappiamo, no? Le cronache di Narnia, le allegorie, eccetera. Quindi alcune note biografiche, perché è importante conoscere qualcosa della vita di Lewis. Quindi vedete, vi leggerò l'opera, qualche tratto dall'opera Sorpreso dalla gioia, che più che un'autobiografia è la confessione della sua conversione. Sono cose interessantissime che ci permettono poi di capire questi tre temi, senza i quali credo che sia difficile capire. Ecco, un'ultima cosa che mi sono dimenticato riguardo Lewis, il rapporto detto all'inizio con Tolkien Fantasy, credo che sia imprescindibile partire da questa abolizione dell'uomo per comprendere Lewis, come si può fare un'eguaglianza con Tolkien per capire Il Signore degli Anelli e lo Hobbit. Secondo me bisogna partire dal saggio sulle fiabe. È importantissimo questo, perché molti giovani, e qui adesso vedo anche Alessandro Biroli che mi ha aiutato una volta così a esporre Tolkien, un appassionato tolkieniano lui, e ha letto diverse volte Il Signore degli Anelli, lo Hobbit. Io credo che però bisogna partire da questo saggio sulle fiabe che è contenuto nel volume Albero e Foglia. Perché? Perché lì ci sono degli elementi interessanti per comprenderlo, perché sapete che in Tolkien c'è stata un dualismo, una diversità di vedute riguardo la sua opera, in particolare Il Signore degli Anelli. Allora sappiamo che Tolkien era cattolico, tra l'altro il primo suo figlio era un sacerdote cattolico, quindi aveva seminato anche bene queste cose qui, anche se poi nei volumi di fantasy che ripercorrono migliaia di anni prima della nascita, della venuta di Cristo, e chiaramente non c'è l'allusione diretta a Cristo e a Dio anche, però si può riscoprire nelle sue pagine. Ma per capire questo è necessario leggere questo saggio sulle fiabe, perché cosa ci dice questo saggio? Ci dice innanzitutto del rapporto tra la ragione e la fantasia, cioè lui arriva a definire la fantasia, quella ordinata, la sana immaginazione, come alimento della stessa ragione. Quindi non c'è contrapposizione tra fantasia, immaginazione e ragione. Quando quindi superficialmente sentiamo delle persone dire ma no, a me non interessa il fantasy, questo mondo immaginario, se voi leggete appunto questo saggio sulle fiabe siamo nella direzione sbagliata, e per capire Tolkien soprattutto per cercare di concepire cosa lui volesse indicarci attraverso questi grandiosi, epopee, possiamo dire, saghe, che ha espresso nello Hobbit in particolare, poi maggiormente nel Signore degli Anelli. Quindi la fantasia gioca un ruolo, sempre la fantasia sana, l'immaginazione costruttiva, che non deve avere nulla a che fare con il sogno, con l'allucinazione o con stati di questo genere. Ecco, quindi si discosta da tutta anche quella letteratura, vogliamo, distopica, che assumevano anche delle sostanze stupefacenti per poi scrivere qualcosa di allucinogeno. No, lui assolutamente questo, e anche in lui c'è questa. Quindi attenzione, per leggerlo bene, partire da questo. Poi c'è un altro concetto essenziale, che è quello di eucatastrofe, che lui esprime proprio nel saggio sulle fiabe. La nostra condizione umana è destinata, proprio se non la vediamo con la luce della fede, proprio alla polvere, alla corruzione, insomma. Allora lui dice è salvata da questo
prefisso che c'è, EU, che dice che salva con la redenzione di Cristo, arriva a dire, quindi vedete che se lo leggiamo con questa lente cambia tutto la prospettiva anche del Signore degli Anelli, anche se è vero che non viene citato espressamente, però sotto c'è questa forza. Ecco. E la confessione, adesso ritorniamo un attimo a Luis, sorpreso dalla gioia, e torno anche un attimo indietro. Questa è una foto, vedete, Luis era il fratello più piccolo e quello che sta in piedi, era nato nel 1898, il fratello invece seduto col padre, è il fratello maggiore di 3 anni. Cosa accadde? Non ho trovato una foto della mamma, perché la mamma è morta quando Luis aveva 10 anni e quindi ha avuto un effetto molto forte nella sua vita, anche spirituale. Con il padre, adesso vi leggerò qualcosa, con il padre che si chiamava Albert ed era un avvocato bibliofilo, ecco sottolineo bibliofilo perché Luis ha letto qualche migliaia di libri, ecco. Era come il padre, aveva ereditato questa passione della lettura. Tra l'altro la mamma, che era laureata in lingue al Queen's College di Belfast, perché era nato a Belfast nell'Irlanda del Nord, aveva trasmesso a lui proprio i primi rudimenti di latino e di francese. Quindi nasce in una famiglia, insomma, abbastanza elevata anche culturalmente, dove non mancavano le occasioni di approfondimento, ed è un autore molto profondo effettivamente. Adesso torniamo quindi a, sorpreso dalla gioia, la confessione della conversione. Allora, qui leggo qualcosa, proprio qualche riga. Lui stesso nella prefazione dice: il libro vuole essere la storia della mia conversione e non una vera e propria autobiografia, tantomeno una raccolta di confessioni. Ecco, quindi è la storia proprio della sua conversione, perché la mamma era figlia di un pastore protestante, però essendo morta quando lui aveva 10 anni, lui ha avuto uno scossone, anche perché vedremo fra poco con il papà non c'era un rapporto idilliaco, e in questo senso possiamo vederlo anche, l'abbiamo sentito anche in Padre Danilo, con Frassati, il suo babbo, e anche un po' con Eugenio Corti, come ha tracciato mia moglie. Anche lui col babbo non aveva una grande confidenza e quindi ha vissuto un po' questa infanzia in modo doloroso. Adesso vedremo anche cosa ha causato la perdita della mamma in lui. Ecco, sono considerazioni molto importanti. Adesso vado a leggervi proprio con la mamma quando morì. Lui scrive: con la morte di mia madre ogni certezza di felicità, tranquillità e sicurezza scomparvero dalla mia vita. Avrei conosciuto molti divertimenti, molti piaceri, molte trafitture di gioia, ma l'antica sicurezza era svanita per sempre. Ora mi sentivo come un'isola sperduta sull'oceano. Il grande continente era sprofondato come Atlantide. Vedete, quindi possiamo immaginare cos'è stata la morte della mamma a 10 anni e questo rapporto con il papà, che era un avvocato anche molto famoso, ma che aveva proprio i disturbi dell'emotività, lo scrive anche nel libro, quindi passava veramente da sentimenti di gioia sfrenata a sentimenti di depressione, ecco, lo descriverà, adesso non sto a leggervi questa cosa qui. Quindi ha avuto questa solitudine, questo dolore nell'infanzia, e però è interessante che intanto, sorpreso dalla gioia, c'è un errore nella traduzione, perché gioia andrebbe scritto con la G maiuscola, infatti nell'originale inglese c'è proprio joy con la J maiuscola. E anche qui nelle scritte, quando parla di trafitture di gioia, ecco, intende qualcosa di interessante, che non è il piacere, neanche quello estetico, e non è nemmeno la ricerca della felicità,
ma ha a che fare proprio come trafittura, no? Come passaggio quasi della carne, ha a che fare un pochino anche col pungolo nella carne che cita San Paolo, che è un qualcosa che rimane un po' misterioso, ma è un qualcosa che ha toccato profondamente la sua carne e la sua anima. Quindi lui spesso dirà, ecco, di essere stato trafitto da questa gioia, trafitture di gioia, le chiama spesso, no? E arriviamo proprio abbastanza così velocemente, ecco, andiamo avanti perché poi c'è stato nella sua vita, e qui è interessante proprio lo studio, le buone scuole, un pochino mia moglie ha citato, ecco, fa bene Padre Andrés a intraprendere le scuole parentali, perché sentite cosa è accaduto nella vita di Luis, lo dice lui stesso in questa biografia confessione. Lui è stato mandato dal padre, poi si era trasferito in Inghilterra in un college prestigioso, il Wyvern College, però lì c'era una direttrice e lui scrive che effetti possono produrre nell'anima dei giovani, quindi era un ragazzino, certi insegnamenti. Sentite qua. Miss C vuole solo mettere l'iniziale, perché lui ha sempre rispettato le persone, non ha mai voluto che fosse riconosciuta più di tanto, mette solo una breve iniziale. La direttrice di questo college. Miss C si dibatteva nei labirinti della teosofia, del rosacrocianesimo, dello spiritualismo, tutta la tradizione occultistica anglo-americana. Nulla era più lontano dalle sue intenzioni, dite qua, che distruggere la mia fede. Non poteva sapere che la stanza in cui introduceva la sua candela fosse piena di polvere da sparo. Ed è lì che perde la fede, in questo college, e poi vedremo invece come la riacquisterà, interessante questo, come la perde, però non accusa direttamente la direttrice, tanto che dice poi nella pagina successiva: non intendo dire che la causa di questo abbandono della fede fosse Miss C, la direttrice, meglio sarebbe dire che fu il nemico. Ecco, qui ritorniamo a quello che ci parlava Padre Andrés all'inizio, no? Uno dei nomi delle potestà del diavolo è il nemico con la N maiuscola, il diavolo, quindi. Approfittando, quindi salva la direttrice, delle sue parole più innocenti. Ecco, Luis, quando lui parla anche di queste situazioni, non lo fa mai con l'intento, come abbiamo potuto vedere, moralistico, nel senso di dire, sapete, la posizione moralistica è quella che accentua proprio la morale in senso negativo, insomma. Non lo fa mai, infatti salva sempre la persona, però cerca di individuarne le cause. Vediamo che questo nemico poi si trasmetterà anche nelle famose lettere di Berlicche, perché parla, in questo caso, il nemico per i diavoli diventa Dio. Quando loro parlano delle azioni, quindi individuano il nemico, capovolgono. Adesso vado brevemente verso la fine per leggervi invece la sua conversione. Andiamo un po' veloci, anche perché non voglio, ecco, abusare del tempo assolutamente. Scusate un attimo. Eccolo qua. Cosa avviene? Allora, abbiamo detto 1898 la nascita. Nel 1929, dopo che da 4 anni lui insegnava lingua e letteratura inglese all'Università di Oxford e aveva conosciuto appunto Tolkien, che era cattolico dal 25-26, che cercava appunto di farlo approdare di nuovo, ma lui era ancora nella condizione di ricerca e di ateismo sostanziale. Accade questo, lo scrive nella sua biografia. Attenzione adesso anche a quelle parole, che è la fine di questo percorso in cui riprende, si riconverte al cristianesimo. Tutto solo in quella stanza del Magdalen College avvertivo su di me la ferma, inesorabile stretta di colui, cioè Dio, che mi rifiutavo ostinatamente di conoscere. Ciò che avevo più temuto
si era alla fine impadronito di me. Durante il trimestre del 1929 mi arresi, ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai per pregare. Fui forse quella sera il convertito più disperato e riluttante d'Inghilterra. La durezza di Dio è più mite della dolcezza umana e le sue costrizioni sono la nostra liberazione. Ecco, vedete, parole sempre molto profonde, dove questa ricerca di Dio ha un po' l'itinerario che fece anche Santa Edith Stein. Anche lei aveva perso la fede, si assomiglia, se vogliamo, da un certo punto di vista. Da ebrea, ecco, praticante poco, aveva perso la fede, si era avvicinato agli studi di fenomenologia di Husserl, ma poi quando ritrovò la fede fece proprio questo percorso. Io ho sempre cercato la verità, però faceva fatica a trovarla, perché non tutti hanno la grazia. Ecco, queste trafitture di gioia, poi vedremo, di cui richiama Luis, sono il richiamo all'azione della grazia, che uno sente profondamente dentro di sé, e che però allora lui non riusciva ad avvertirle come occasioni di grazia, cioè preparazione del terreno affinché lui potesse riconciliarsi con la fede. Quindi ecco, lui vedeva che non erano quello che noi immaginiamo essere la felicità, il piacere anche estetico e così via, però non sapeva bene individuarle, e questo è importante. Vi dicevo quindi, Edith Stein, il suo percorso è stato quello di conoscere Dio e poi l'uomo. Lo stesso percorso fa Luis, che è il percorso che poi uno può dire: dimmi che Dio hai e ti dirò che uomo sei, se vogliamo anche esemplificarlo. Ma è un percorso di ricerca della verità, e quindi anche faticosa come Edith Stein, e si arriva quindi alla fede, al riconoscimento della verità dell'esistenza di Dio, della verità cristiana totale, e poi quindi dà luce anche alla verità sull'uomo. Ecco, questo è importante, perché spesso noi sentiamo la questione antropologica, che vuol dire la conoscenza che l'uomo ha di se stesso, senza magari svincolata da quella teologica. Invece non sta in piedi una conoscenza dell'uomo senza Dio. Ed è il percorso che fece, un pochino io l'ho accostata a Santa Edith Stein, che ha fatto anche Luis. Questo era importante. Allora andiamo avanti. Sorpreso dalla gioia, vedete le trafitture di gioia con la G maiuscola, e soprattutto il ruolo anche qui delle amicizie. Questo è interessante, perché erano amicizie molto profonde. Io ecco, ho avuto occasione di parlare a Tuscania tempo fa del significato dell'amicizia nei 4 amori. Vedete questo libro dove c'è appunto l'affetto, l'amicizia, ma soprattutto la filia, l'affetto nell'amicizia, l'eros e la carità. È un saggio meraviglioso, oggi non ne parliamo, ne avevo parlato tempo fa a Tuscania, sempre grazie all'Ive, e adesso invece parliamo proprio del ruolo delle amicizie profondo. Un pochino vi accennavo Tolkien, è stato un suo grande amico, ecco, dopo lo vedremo, ma questi che sono meno conosciuti, vedete Arthur Reeves, in cui condivideva la lettura della mitologia, era affascinato come Tolkien dalla mitologia nordica soprattutto, gli Edda, ecco anche quella teutonica, e c'era questa grande amicizia, che però non era solo un'amicizia culturale, attenzione, o anche spirituale se volete, ma era proprio un affetto. Ecco, anche questo è interessante, cioè gli amici per lui sono davvero importanti, al punto che dedica i libri ai suoi amici. Infatti a Arthur Reeves dedicherà Le 2 vie del pellegrino, che è questo volume, dopo lo vedremo in seguito. A Barfield, Owen Barfield, che è il secondo, dedicherà Le cronache di Narnia, in particolare Lucy, che era la figlia malata di Barfield, che sarà la piccolina che per prima entra attraverso l'armadio nel regno di Narnia, no? Di Jadis, la strega bianca, e dedicherà proprio il nome di Lucy, sarà dedicata alla figlia di Owen Barfield, che era un altro suo amico, che faceva parte un po' insieme con Tolkien
del mondo degli Inklings, che era un po' questo mondo che era nato all'interno dell'Università di Oxford, ma che poi si era allargato anche a amici cristiani che non erano solo docenti e nemmeno discenti, ma magari erano romanzieri, avevano scritto qualcosa. Ma ancora più interessante, purtroppo ecco, sono foto che riguardano la prima guerra mondiale, e l'altro che vedete qui è Paddy Moore. Ecco, questo qui era un suo compagno nella prima guerra mondiale, che vide morire proprio nella trincea in Francia, dove anche Louis fu ferito, e confidò questo Paddy Moore, suo amico, della mamma che era vedova, e lui la prese con sé nella sua casa e coltivò proprio questa mamma fin dopo fino alla morte, quindi andò avanti parecchio, perché poi la donna, ecco, sopravvisse molto al figlio. Vedete quindi che non c'è solo, è un'amicizia che coinvolge i sentimenti, le emozioni in modo molto profondo. Avviciniamoci, vado un po' più veloce, il problema del male. Ecco, vedete, c'è una figura centrale che è emblematica nell'opera di Lewis, che è questo George MacDonald, che era un cristiano scozzese che si occupava di scrivere romanzi fantastici, da cui prese spunto per poi scrivere anche le Cronache di Narnia, e vedremo altre opere di fantasy. Ecco. E vedete qui, il principio primo dell'inferno è, questa è una citazione da George MacDonald, io sono mio. Pensate, questo è un autore che muore nel 1905, MacDonald, e aveva già compreso che se noi siamo centrati su noi stessi, cioè io sono mio e non sono di Dio, non riconosco il dono della vita, non riconosco tutti i doni che abbiamo ricevuto, ecco che scadiamo in quello che adesso si chiama il principio dell'autodeterminazione. Sono io che mi determino. Ad esempio da noi i radicali, i liberali, anche le sinistre, hanno spesso questo atteggiamento: sono io, l'utero è mio e lo gestisco io. È questo qua, il principio primo dell'inferno. Io sono mio. Vedete che è interessante. C'è questa opera, Il Grande Divorzio, che è dedicata a George MacDonald. Il Grande Divorzio non è il divorzio che poi noi abbiamo visto anche attraverso le parole di Corti del 74 in Italia, ma è il divorzio tra l'inferno e il paradiso. Questo è il grande divorzio, che le strade sono completamente diverse. Una ti conduce all'inferno ed una al paradiso, e lui sceglie in questo viaggio, come Dante, ecco, come Dante, sceglie proprio come guida George MacDonald. E sentite, vi leggo solo l'introduzione al libro per capire l'influenza di MacDonald in Lewis. No, questa non è una fuga. Ecco, la fuga era un'accusa che ci facevano agli autori come Tolkien, Lewis, così. Li accusavano proprio di escapismo, cioè di fuggire dalla realtà, mentre invece dicevano ancora molto di più della realtà, che, come abbiamo detto, la fantasia rinforza la realtà, se è sana fantasia, se è buona immaginazione. No, questa non è una fuga. Questo non è il paradiso con dentro una particella di inferno. Non è un modo per trattenere questo o quel frammento di male nei nostri cuori o nelle nostre tasche. Che Satana si allontani da noi. Non ne vogliamo più né un pelo né una piuma. Questa era l'introduzione al Grande Divorzio, un altro libro poco conosciuto di Lewis, che affronta il problema del male, che poi affronterà anche nelle lettere di Berlicche. Ecco che vi cito solamente anche qui l'introduzione. Vi sono due errori, scrive all'inizio. Ecco, le lettere di Berlicche le dedicò a Tolkien. Vedete, quindi tutte le amicizie ha dedicato un libro, un qualcosa, e qua anche delle belle parole, quindi l'affetto, il sentimento dell'amicizia era vissuto molto in profondità da Lewis. Vi sono due errori uguali e opposti nei quali la nostra razza può cadere nei riguardi dei diavoli. Uno è di non credere alla loro esistenza, l'altro di credervi
e di sentire per essi un interesse eccessivo e non sano. I diavoli sono contenti di ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il materialista e il mago. Vedete, questa è proprio l'introduzione alle lettere di Berli, che è famosissimo. Andiamo avanti. Gli Inklings. Allora, vedete la figura di Tolkien, la figura di Lewis, si conobbero appunto all'interno del Magdalen College, come vi ho detto prima, e fu una reciproca amicizia di aiuto, di confronto e di stimolo, perché le loro opere, ad esempio la trilogia della compagnia, la trilogia del Signore degli Anelli, che si compone appunto delle tre parti che riguardano la Compagnia dell'Anello, le due torri e il ritorno del re, ecco che viene corrisposta da Lewis nella trilogia spaziale Lontano dal pianeta silenzioso, Perelandra e quell'orribile forza. Allora, l'avventura di Lewis, se vogliamo, ecco, la sua saga, la sua epopea, il suo mito, viene portato indietro nel tempo. Questa vedete che invece è nello spazio. Perelandra è Venere, il pianeta silenzioso è la Terra, chiamata Tulcandra, vista dall'altra parte, dove vivono altre persone e che vedono che la nostra terra, Tulcandra, è dominata dal nemico e quindi è un pianeta silenzioso, morto, perché in mano appunto è il nemico, il diavolo. Pensate in queste opere. E inizia nel 38 contemporaneamente allo Hobbit e al Signore degli Anelli e si sviluppa fino al 45, grosso modo l'età all'incirca, è andato un po' più avanti col Signore degli Anelli, Tolkien, ma corrispondono, quindi si leggevano delle parti, si confrontavano, vedete che sana amicizia, e sperava nella conversione completa Tolkien, che accedesse alla Chiesa cattolica, ma lui rimase cristiano ma non cattolico, ecco, bisogna anche essere onesti e dire non approdò alla Chiesa cattolica. Andiamo ancora avanti. E vedete che qui entriamo nel discorso anche del significato dell'allegoria, cioè vedete che nelle cronache di Narnia Aslan, che è la figura del leone centrale, è allegoria di Gesù Cristo. Infatti patisce, coloro che l'hanno visto, insomma, patisce esattamente il Calvario in forma allegorica come quello che aveva patito nostro Signore Gesù Cristo. E quindi è un continuo rimando, l'allegoria, a qualcosa di altro, ma anche a qualcosa di più alto. Allora il leone Aslan rimanda a Gesù Cristo e quindi al sacrificio della croce, il sacrificio della sua morte, anche del leone, al quale viene inflitto il taglio della criniera come la flagellazione di nostro Signore, l'incoronazione di spine. Ecco, potremmo vederne tante di queste analogie, allegorie, ecco. Ed è un po' lo stile dell'allegoria che si vede anche nell'opera L'allegoria d'amore, ecco, uno studio proprio sulle tradizioni medievali e soprattutto sulle due vie del pellegrino. Questo libro che aveva dedicato l'amico che dicevamo Arthur Reeves e che è interessante, vi faccio vedere la prossima, vedete. Questa è la mappa mundi che si trova all'inizio delle due vie del pellegrino. Non c'era su internet, ho fatto una foto io tratta dal libro. Ed è interessante perché voi vedete che c'è un nord e un sud, non so se riuscite a leggere, ma è Military Railway, vuol dire quindi che è una ferrovia militare, che c'è un combattimento nella terra, nel nostro mondo, e che passa da sud e che va verso il nord. E qui possiamo vedere il nostro corpo, la testa a nord e i piedi a sud. Questa è anche l'allegoria, no? E perché? Perché i pericoli possono provenire dal basso, lui diceva, quindi dagli istinti, dagli impulsi, e qui il demonio si sta girando, il nemico, su queste terre. Noi siamo appunto quel pianeta silenzioso che
che purtroppo è dominato dal nemico, almeno così in questo viaggio spaziale rappresentato da questa trilogia, che è interessante, che dobbiamo però sintetizzare per il tempo, e la superbia, l'egoismo al nord. Lì si aggira il nemico e infatti passa, perché i suoi ricordi di guerra sono ancora molto vivi, perché ha combattuto e ha visto morire i suoi amici, come anche Eugenio Corti abbiamo visto. Rimane impresso profondamente questa guerra, la prima guerra mondiale. Lui aveva 19 anni quando andò, si ferì anche abbastanza gravemente, poi provvidenzialmente guarì. Vi leggo appunto qualcosa perché ci dà anche la dimensione dell'antropologia di Lewis. Allora, un secondo qua. Non fummo creati, scrive, per essere uomini cerebrali e neppure uomini viscerali, ma uomini, non bestie né angeli, ma uomini, esseri cioè allo stesso tempo razionali ed animali. E lì il diavolo lo sa questa cosa, noi come siamo. Quindi si aggira anche dal punto di vista intellettuale. Ecco perché ci tenevo a dire che è importante valorizzare tutta la persona e l'uomo. Adesso recuperiamo fra poco la prima parte del saggio, che è quella di capire il ruolo dei sentimenti, delle emozioni e anche delle associazioni di idee. È importantissima, ecco, non solo quindi la custodia della fede e della ragione, ma sempre insieme alla salvaguardia anche dei sentimenti, e lo vedremo con delle belle sue parole. E vedete che qui è interessante, ho scritto il meraviglioso e romantico e la dialettica del desiderio, perché il libro ha un sottotitolo interessante che è apologia, quindi difesa allegorica, e qui l'abbiamo visto nella mappa mundi, che sintetizza anche il corpo dell'uomo, l'umanità, del cristianesimo, della ragione e del romanticismo. Si sentiva prima, spero, vero? E adesso ho sentito un po' di più. Vedete, anche del romanticismo, ma quale? Perché in genere ci viene spiegato a scuola che il romanticismo contrasta con l'illuminismo, no? Quindi appunto perché noi pensiamo che il romanticismo sia appunto qualcosa legato al sentimento. Invece è un errore. Infatti lui descrive 7 tipi di romanticismo, che però solo 2 devono attrarre il cristiano. Interessante questo, eh? Io l'ho trovato solo in lui, che lui aveva questi grandi autori, che adesso non sto a citarvi, in cui riassume questi tipi di romanticismo, indicando anche le letture. Allora lui dice: cosa dobbiamo preservare del romanticismo? Il meraviglioso, che il meraviglioso è romantico. E ancora, la sensibilità, quindi di fronte alla natura, quando è solenne ed entusiastica ed è quindi romantica. Cioè questo era il romanticismo. Poi non sto a dilungarvi di altre 5 specie di romanticismo di cui parla e di cui si distacca, ma vedete che c'è un'analisi non solo razionale, ma un'indagine su tutto l'uomo, quindi i pericoli che derivano anche dal sentimento e dalle emozioni. Diario di un dolore conclude, qui concludiamo un po' la biografia. Sarebbe appunto stato scritto nel 61, lui poi morirà nel 63, e questa è la moglie, che era una poetessa americana di origine ebraica, Helen Joy. Tra l'altro si chiamava Joy come quel sorpreso dalla gioia di cui aveva, che però morirà dopo 3 anni dal loro matrimonio. Ecco, e quindi sarà un grande dolore in questo libro. Ecco, lui non si vergogna quindi di parlare dei sentimenti, delle emozioni che lo coinvolgono, e senza mai dividerlo, distinguerlo poi dall'uso che abbiamo visto della teologia, della sapienza teologica, della finezza psicologica, quindi dell'uso della ragione. Quindi torniamo adesso, dato un quadro un pochino anche veloce, spero, della sua biografia, nei temi. Vedete, allora il primo tema che noi adesso affrontiamo è questo. Il primo saggio è Uomini senza petto. Cosa vuol dire uomini senza petto? Lui si scaglia contro
la formazione culturale dei bambini. Quando vide dei testi di pedagogia, lui disse no, qui non ci siamo, non bisogna inculcare nei bambini il fideismo, ecco per dire, ma nemmeno il razionalismo. Vedete che è condensato in questa frase bellissima: non bisogna sfrondare le giungle, ma irrigare i deserti. Cioè le giungle non sono nella prospettiva dell'Inghilterra dell'epoca, quindi parliamo dell'Inghilterra edoardiana, insomma degli inizi del Novecento. Non si trattava di un combattimento nella giungla dei sentimenti, l'emotività dei bambini, ma bisognava irrigare, cioè dare i giusti sentimenti, l'ordine dei sentimenti. Adesso vi leggo qualcosa di interessante e vedete che qui ho citato due autori a cui era molto collegato, che uno è Samuel Taylor Coleridge e l'altro è Gilbert Keith Chesterton, di cui abbiamo già accennato che prima con padre Andrés. Perché? Perché lui li prende, vedete che c'è la figura di questa cascata, no? Di fronte alla cascata come si deve porre l'uomo, quali sentimenti e emozioni sono legittimi. Importante questo. Allora, Coleridge dice questo e riporta la storia di Coleridge e la cascata. Ricorderete che erano presenti due turisti, che il primo definiva la cascata sublime e il secondo la definiva bella, e che Coleridge approvava mentalmente il primo giudizio e respingeva con disgusto il secondo. Ma perché? Perché questa sublimità non solo faceva parte oggettivo della cascata, ma era un sentimento che doveva essere coltivato nell'anima umana. Non si può dire di fronte alla bellezza, sì, bella, con un atteggiamento così, no? Passivo, ininfluente, perché anche questi sentimenti incidono profondamente nella natura dell'uomo. E quindi una cultura che vuole sradicare, una pedagogia, questi sentimenti, queste emozioni in modo assurdo, ecco, come sentimenti che possono approdare al sentimentalismo, è sbagliato. Quindi la sublimità è interessante attraverso Coleridge, lui la riprende, perché bisogna riprendere l'oggettività del creato, e quindi che la cascata è cascata ed è sublime, ma anche i sentimenti sublimi che provoca nell'anima umano, e sono legittimi, non si possono estirpare dal cuore dell'uomo, del bambino. Vedete? Quindi c'è un'educazione ai sentimenti e alle emozioni, che è interessante. Poi riprende invece di Chesterton, perché Lewis è stato il prosecutore di Chesterton, soprattutto come defensor humanae vitae. Adesso qui mi collego anche alla Mattea e Stefano, che hanno parlato dell'enciclica Humanae Vitae nel 68, ma già Chesterton era stato alla morte, poi nel 36 dichiarato defensor fidei, vero? Da Pio XI, ma molti l'avrebbero voluto incoronare come defensor humanae vitae, perché le battaglie che lui fece per la vita umana, che davvero dovrebbero essere studiate, e molti l'hanno riconosciuto, ha fatto delle battaglie, tanto che in alcuni paesi, se non ci fosse stato Chesterton, per dire, ecco, ad esempio sull'eugenetica, l'eugenetica era terribile perché aveva devastato anche i cuori dei cristiani. Ho fatto una trasmissione su Alexis Carrel, che era un grande medico che si è convertito a Lourdes, però anche lui non aveva colto i pericoli di questa scienza che poi andava contro l'uomo, che poi abbiamo visto degenerare nel nazismo, nei lager e così via, ma era coltivata dalla scienza di allora, del 1800, che l'eugenetica fa parte di un filo rosso che parte da Darwin e arriva a Galton e poi arriva fino a questi che sono stati i lager. Interessante questo, e loro lo avevano colto questo filo rosso qui, e quindi vanno attribuiti a loro defensor humanae vitae, e quindi anche Lewis che si prosegue l'impegno di Chesterton, perché lo prosegue attraverso appunto due libri che lui lesse di Chesterton, che continuò poi a citarlo. Se voi prendete Sorpreso dalla gioia c'è una continua citazione di Chesterton, ma anche in Tolkien c'è, quindi è stato un punto di riferimento per il fantasy,
per dire, per questi autori, noi sappiamo quanto fosse profondo, filosofico il pensiero di Chesterton, no? Quanto avesse influito. E quindi, ecco, attraverso questi 2 volumi di Chesterton, Eugenetica e altri mali, che vi consiglio di leggere, stupendo, Difesa della vita umana, davvero da solo si è trovato a difendere, un po' come Paolo VI, la vita umana, quindi ha anticipato di qualche anno l'umane vite. E poi The Everlasting Man, l'uomo eterno, che è un altro saggio molto interessante, che riprese sempre Lewis e lo cita anche. Furono i 2 libri che più influirono di Chesterton su Lewis. Comunque andiamo avanti. Ecco, la cascata, che cos'era in Chesterton la cascata? E qui è interessante perché introduciamo anche un altro elemento. La cascata, diceva Chesterton, al contrario di Coleridge, qui diceva che bisogna vederne l'oggettività della bellezza e che susciti nel cuore e nell'anima degli uomini questa sublimità delle emozioni, anche un ordine dei sentimenti e una valle. Diceva che la cascata esprime, al di là del suo rumore, del suo fragore assordante, perché immaginiamoci vicino a una cascata, l'essenza della società anarchica moderna. Diceva c'è un'anarchia dall'alto che diviene dal potere, che noi vediamo, che il potere è sempre più anarchico, sembrerebbe contraddittorio, ma lo stiamo vedendo adesso, lo vedremo anche nelle riflessioni di Lewis, e soprattutto dal basso, di una società cristiana che sta perduto la fede, perde la fede, e che quindi diventa anarchica nei comportamenti, dove non c'è più ordine. Qui abbiamo un ordine. Nelle nostre famiglie cerchiamo di dare un ordine della preghiera, del tempo giusto per mangiare, del tempo giusto per stare insieme e così via, anche per divertirsi, eccetera. Ecco che Chesterton indicava in quello che sarebbe esplosa l'anarchia dal basso, si dimentica che cosa? L'orario dei pasti. Si mangia così, quando si vuole, no? Si fa sempre festa, sempre un'ora più tardi. Questa è l'anarchia nella nostra vita, questa è l'anarchia nella nostra società. Vedete che quindi questi pensieri possono aiutarci nei sentimenti, nelle emozioni, nel contenere, dare ordine alla nostra vita. Credo che ci possono e ci dovrebbero aiutare. Qui c'è anche una citazione di Sant'Agostino, perché il riferimento a Sant'Agostino è alla De Civitate Dei, all'Ordo Amoris, di cui parla appunto, adesso vediamo se trovo un secondo solo. Io mi meraviglio, non voglio adesso prendermela con gli animalisti, ma quando vedo affettuosità esagerate verso i cani, ad esempio, mi fa sempre venire in mente questo disordine degli affetti. E lo vediamo nella nostra società, lo vediamo tranquillamente e viene così sopportato, così assimilato nella nostra cultura, insomma. Quindi l'ordinata, vedete, distribuzione degli affetti in cui a ogni oggetto è tributato quel genere e grado di amore che gli è appropriato. Quindi il cane sì, è proprio un certo affetto, non esagerazione degli affetti. Vedete che quindi ci danno una pedagogia e educazione di quelli che sono gli affetti e i sentimenti, almeno tento. E questa è la prima parte dell'abolizione dell'uomo. Adesso vado avanti, di questa avevo già parlato, ecco, quando morì il 22 novembre 63, purtroppo il nostro Lewis ebbe la sventura di morire il giorno stesso dell'assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy. E quindi immaginate, le notizie di allora erano tutte centrate su Kennedy o magari su Aldous Huxley, che è quello centrale, che è l'autore del Mondo Nuovo, di quel romanzo distopico terribile, no? Che in parte profetizzava un mondo che sarebbe stato meglio non vedere, quindi un mondo senza più procreazione naturale ma indotta, cioè questi sono quelli contrari alla difesa della vita. E vedete, ho scelto questo aforisma di Huxley per vedere come la filosofia atea, in sostanza disperata di Huxley, non c'è libertà a questo mondo, solamente gabbie dorate. Riassume un po' la disperazione contro cui dobbiamo lottare. Allora, la seconda parte del
del saggio L'abolizione dell'uomo è dedicata alla via della legge naturale. Vedete che il problema educativo, lui scrive, è del tutto diverso a seconda che ci si ponga dentro o fuori del Tao. Ecco, lui il Tao non riassume il taoismo, ecco, evitiamo la confusione, ma è un modo di esprimere una ricerca trasversale della legge naturale che è presente anche in diverse tradizioni religiose. Lungi dall'essere ecumenico, attenzione, ecco, perché qui lo scivolamento potrebbe essere pericoloso. Ma lui quello che vuole perseguire è vedere nelle diverse civiltà, religioni anche diverse, se c'è un riconoscimento della legge naturale, e questo risponde attraverso lo studio, soprattutto di Everlasting Man, l'uomo eterno di Chesterton, risponde affermativamente sì, c'è questa legge naturale, ma non solo perché è ricercata da diverse tradizioni religiose, anche così diverse, di epoche diverse, ma proprio perché oggettivamente va riconosciuta. Adesso vi leggerò un paio di righe dal Cristianesimo così com'è, che è un'altra opera interessantissima di Lewis. Anche, vi invito anche così a leggere, perché è anche abbastanza facile, nel senso che lui la scrisse per la radio. Allora c'era la BBC, no, che aveva iniziato le trasmissioni negli anni 30, c'è anche Chesterton aveva partecipato a queste prime trasmissioni con grande successo, proseguì anche in questo senso Lewis, presentando proprio il cristianesimo così com'è. Allora sentite cosa diceva della legge naturale, in modo teologicamente corretto, molto profondo, anche con analisi psicologiche insolite. Ecco, comunque vi leggo 2 o 3 righe per rendervi conto. E questa è la seconda parte, adesso ci avviamo velocemente alla conclusione. So che alcuni che si pone in discussione, fa queste trasmissioni alla radio, spiega che cos'è la legge naturale, e quindi ci sono le domande degli ascoltatori che dicono ma no, qua, e inizia questo dibattito. So che alcuni giudicano errata l'idea di una legge naturale, di una norma di comportamento nota a tutti gli uomini, perché dicono civiltà ed età differenti hanno avuto morali del tutto diverse. Ma questo non è vero. Tra una morale e l'altra ci sono differenze, ma mai una diversità totale. Se ci prendiamo la briga di confrontare, per esempio, lui lo fece e nell'appendice all'uomo eterno fa degli esempi di questi confronti, esempi di una profondità incredibile, di uno che ha letto, assimilato civiltà, tradizioni diverse. Se ci prendiamo la briga di confrontare, per esempio, le dottrine morali degli antichi egizi, babilonesi, indù, cinesi, greci e romani, ciò che ci colpisce è quanto esse siano simili tra loro e alle nostre. Ho raccolto alcune prove in proposito nell'appendice di un altro libro, di Abolition of Man, l'abolizione dell'uomo, infatti, che vi dicevo. Poi ancora, leggo questa cosa qui. Poi dice, anche qui riprende un po' quello che c'è sempre poi un pochino di Chesterton. Io ho avuto la grazia appunto di poter conoscere Chesterton prima di Lewis, veramente, in modo che poi i richiami che lui fa a Chesterton, insomma, avendolo conosciuto, ecco, li ho apprezzati molto, insomma. Gli uomini non li osserviamo soltanto, siamo uomini. Non è che sia come nella scienza, che tu studi l'uomo come fosse un oggetto esterno, un insetto, un scarafaggio. E questa è la lezione che ha dato Padre Brown nei racconti di Padre Brown, quando spiega il segreto di come fa lui a penetrare così bene dentro l'anima dell'uomo. E lui, il Padre Brown, dice che è un sacerdote cattolico nell'immaginazione di Chesterton. Dice proprio perché attraverso la confessione anche, e quindi lui ha preso molto, ecco, da questo, riesce a vedere anche le motivazioni che ci sono nell'atto anche criminale. E quindi sapete che il Padre Brown è un poliziotto, un prete poliziotto, detective, che riesce proprio in modo originale a capire, perché poi non usa solo come Sherlock Holmes l'uso della ragione, ma usa anche la fede. E quindi conosce anche attraverso la confessione. E fa un riferimento a lui, ecco, mi sono dilungato un attimo. E grazie a ciò
sappiamo che gli uomini si trovano sottoposti a una legge morale che non hanno fatto loro, quindi vedete è oggettiva, e a cui sono consapevoli di dover obbedire. Chi studiasse invece l'uomo dall'esterno, come noi studiamo l'elettricità o i cavolfiori, fanno esempio anche, che era anche umorista, non avrebbe il minimo indizio di questa nostra legge morale. Ecco, vedete, quindi ci indica che la legge morale è oggettiva, ma che per conoscerla bisogna mettersi dentro l'uomo, perché noi siamo uomini, non studiamo l'uomo dall'esterno. E questo il cattolicesimo credo che sia stato importantissimo per lui, anche se non era cattolico, ma attraverso Chesterton che lo era, e queste figure lui l'ha assimilato questo. Quindi sentire dentro l'uomo anche le sue passioni, per poi non colpirlo, ma colpirne l'errore, come diceva sempre Sant'Agostino, no? Adesso arriviamo velocemente, sono in tempo giusto, mi sembra, adesso 2 minuti io finisco, nell'ultima parte che è quella, diciamo, più lungimirante profetica di Lewis, che è l'abolizione dell'uomo e quell'orribile forza, questo volume di 500 pagine, fantasy, incredibile, sconvolgente, se riesco vi leggo 2 righe, per rendervi conto di come avesse percepito nel 45, questo lo chiude nel 45, tutto quello che stiamo vivendo adesso. Quindi, vedete, il fisiologo e il sociologo, poi ve lo leggo. Invece adesso vi vorrei leggere qualcosa, sempre dell'abolizione dell'uomo. V'ho detto all'inizio il rapporto dell'uomo con la natura. Un rapporto sbagliato produce poi un rapporto sbagliato tra uomo e uomo e ha il predominio di alcuni uomini su miliardi di uomini. Aveva previsto, sentite, vi leggo solo perché talmente mi sembra di un'attualità sconvolgente ed è incredibile che purtroppo non sia conosciuto. Ecco. In che senso, si chiedeva Lewis, l'uomo detiene un potere sempre più esteso sulla natura? Prendiamo in considerazione 3 esempi caratteristici. Quindi parlava già allora di contraccettivi. Quindi siamo nel 45. Fa questo esempio. Non ci scandalizziamo, nel senso che capite perché lui diventa Defensor Humanae Vitae. Allora prende 3 esempi. L'aeroplano, la radio e i contraccettivi. Per quanto concerne i poteri che si concretizzano nell'aeroplano o nella radio, che era il loro strumento mediatico dell'epoca, l'uomo ne è tanto dipendente o soggetto quanto detentore, visto che funge da bersaglio, e lui lo sapeva, sia alle bombe sia alla propaganda. Quindi aveva colto bene che questi strumenti divengono contro l'uomo. Tutte le possibili generazioni future sono dipendenti o soggetti di un potere detenuto da chi è presente, da chi al presente è già vivo. Per mezzo della semplice contraccezione viene negata l'esistenza umana. Vedete? E fa proprio questi esempi qui. Il nome di potere dell'uomo sulla natura risulta essere un potere esercitato da alcuni uomini sopra altri uomini, con la natura a fungere da strumento. Quindi attenzione quando sentiamo ambientalismo, climatismo, tutte queste cose qui, dobbiamo fare ecologismo, eccetera. È un uso sbagliato del rapporto uomo-natura. Vi leggo ancora. È un luogo comune lagnarsi che gli uomini abbiano finora usato male il potere che la scienza ha loro dato. Non è questo il punto che mi interessa, perché appunto lui non parte da considerazioni moralistiche. Ha salvato Miss C, la direttrice, che purtroppo attraverso il demonio l'ha fatto cadere nell'ateismo, salva anche la buona fede degli scienziati. Ma vediamo adesso. Se una qualsiasi generazione raggiungesse davvero, e qui riprende ancora Chester, attraverso l'eugenetica, perché allora era dominante in quell'epoca, e l'istruzione scientifica, il potere di fare dei propri discendenti ciò che si vuole, tutti gli uomini nati dopo dipenderebbero da tale potere e sarebbero più deboli, non più forti. Infatti,
pur avendo messo nelle loro mani macchine straordinarie, se pensiamo alla tecnologia, l'auto, ma non solo, i media, eccetera, computer, avremmo anche prestabilito in che maniera dovrebbero usarle. Gli uomini, lungi dall'ereditare potere, saranno più soggetti degli altri all'ipoteca dei grandi pianificatori e condizionatori. Quindi ci sta dicendo quello che sta accadendo, di come stiamo subendo da parte di pochi questo condizionamento che vedremo che non è solo attraverso i media, perché arriviamo adesso alla parte conclusiva, finale, di quello che stiamo vivendo, e quindi anche arriva a parlare di transumanesimo, pensate, in quegli anni, e quello proprio, il superamento quindi dell'uomo, l'odio verso l'uomo che è diabolico, perché è il diavolo che vuole distruggere l'uomo nel suo corpo, nella sua anima. La conquista della natura da parte dell'uomo corrisponderebbe al dominio di poche centinaia di uomini su miliardi e miliardi di altri uomini. Lo stadio finale giungerà quando l'uomo, attraverso l'eugenetica, il condizionamento prenatale, una istruzione, una propaganda basate su una perfetta psicologia, avrà raggiunto il pieno controllo su se stesso. La natura umana sarà l'ultima parte della natura ad arrendersi all'uomo. Allora la battaglia sarà vinta. Leggo adesso l'ultima cosa. Ecco qui, i condizionatori. Queste sono due frasi ultime sconvolgenti. I condizionatori, i manipolatori, sanno come produrre la coscienza e decidere che genere di coscienza produrre. Qui ci dobbiamo riflettere. I condizionatori devono scegliere che genere di legge artificiale, non naturale, perché l'hanno distrutta. Se pensiamo al gender, abbiamo visto tanti esempi qui di rivolta contro la legge naturale, contro la famiglia, l'umanità. Quale genere di legge artificiale produrre? Non solo, i condizionatori sanno benissimo come produrre in noi una dozzina di diversi concetti di bene. La questione è se e quale di essi produrre. Pensate, che qui è interessante, come riescono a penetrare attraverso questi mezzi con l'opera del diavolo, perché è sempre presente in Lewis. Nelle Berlicche è umoristica, qui diventa drammatica la constatazione. E io non sto supponendo che questi condizionatori siano cattivi, vedete che quindi salva sempre l'uomo. Piuttosto non sono affatto uomini, almeno nel vecchio senso. Sono, se volete, uomini che hanno sacrificato la loro parte di umanità tradizionale per dedicarsi al compito di decidere quale senso attribuire per il futuro alla parola umanità, quale tipo di uomo produrre, quale umanità, pensate produrre. Non è che essi siano cattivi uomini, qui proprio finisco, non sono affatto uomini. Una volta allontanatisi dalla legge naturale, farebbero un salto nel vuoto. Né è detto che i loro soggetti siano necessariamente uomini infelici. Non sono più uomini, ma sono semplici artefatti. La conquista finale dell'uomo si rivela come l'abolizione dell'uomo. Ecco che quindi... Ecco, adesso non vi leggo quell'orribile forza perché ancora di più accento. Vi faccio l'ultima immagine, chiudo. Invece è una cosa bella. Vedete che c'è il nostro santo di Verona, San Giovanni Calabria, fondatore dei poveri servi della Divina Provvidenza. Perché ho messo San Giovanni Calabria? Perché se qualcuno viene a San Zeno in Monte a Verona, vede che c'è stato un epistolario dal titolo Una gioia insolita tra il Don Calabria e Lewis. Cioè il Don Calabria si era avvicinato dopo la seconda guerra mondiale, alla lettura delle lettere di Berlicchia e ne era rimasto affascinato, tanto che volle scrivere in latino. Allora conosceva bene il latino anche Lewis, perché abbiamo visto la mamma fin da piccolo l'aveva introdotta al latino. E qui adesso ho scelto alcune frasi che lascio ai giovani, così magari li lasciamo un minuto, quello che si può, finché se c'è spazio per le domande, però mi sembrano, ecco, frasi di Lewis che ho scelto davvero incredibili.
Essere un cristiano significa perdonare l'imperdonabile, perché Dio ha perdonato l'imperdonabile in te. Poi ancora sentite queste. Se ci troviamo con il desiderio che nulla in questo mondo ci possa soddisfare, l'abbiamo anche detto durante le giornate di formazione, la spiegazione più probabile è che siamo fatti per un altro mondo. E poi ancora, vi fu un tempo in cui, quindi sollecita ovviamente le nostre domande, vi fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino, chiedi ancora. Vedete che c'è un riferimento evangelico, se non sarete come bambini non entrerete nel regno di Dio. C'è sempre, ecco, vedete anche queste ultime frasi, questa molto bella, lo scopo della nostra esistenza è quello di essere resi partecipi della vita di Dio. Ogni parola avrebbe un approfondimento. Poi ancora, le difficoltà, ecco, che spesso abbiamo, come anche lui le ha avute nella sua vita, le abbiamo avute tutti, le abbiamo ancora. Spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario. Vedete quindi che prospettiva trascendente, straordinaria che ci dà. E qui le ultime, qui che finisco veramente, dove metto la regalità di Aslan, perché che è l'allegoria proprio di nostro Signore Gesù Cristo. Questa frase è molto bella anche. Tu non hai un'anima, tu sei un'anima, tu hai un corpo. E poi questa, non so se si legga, è un po' sgranata forse, comunque la leggo io. Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale. Ecco, con questa io ho finito. Grazie. Anch'io ho superato i tempi forse. No. Amici, qualche domanda? Vorrei chiedere, quanto nelle opere di Lewis, quanto pesa il suo essere cristiano anglicano e non cristiano cattolico? E quindi a che cosa bisogna prestare attenzione quando si leggono le sue opere? Grazie. Questo è notevole, ecco, la sua difficoltà un po' anche avvolta la sua vita in questo mistero del dolore di cui non abbiamo avuto modo di parlarne perché non c'era tempo, ma già, come dicevo, il diario di un dolore spiegava il dolore della perdita della moglie, ma poi aveva scritto anche il problema della sofferenza che non abbiamo trattato perché... E quindi lui aver riacquistato proprio il cristianesimo è stato una conversione, come abbiamo visto, particolare, però non è riuscito, eppure è stato il dolore di Tolkien, approdare proprio nel seno della Chiesa Cattolica, ma per questo io direi che possiamo veramente perdonarlo, in un certo senso averne di cattolici così stimolanti, insomma, è vero che non è cattolico, ma è cristiano autentico. Cristiano che ha cercato la verità con sofferenza, abbiamo visto, e come indicazioni dia anche prospettiva a giovani così di una vita cristiana e poi se pensiamo a tutto quello che ha fatto con le cronache di Narnia, perché erano state scritte per i bambini le cronache di Narnia, e quindi a tutte le allegorie cristiane che lui rimanda, e quindi la regalità anche sociale di nostro Signore è presente, non è approdato purtroppo alla fede cattolica, ecco, quindi ha inciso sicuramente in tutte le opere del suo cristianesimo. Però il cristianesimo così com'è è stata anche un'altra grande opera che gli ha parlato per più di 10 anni alla BBC di questi argomenti cristiani, ed è bellissimo, in modo anche semplice, rispondendo a domande, facendo apologetica e nello stesso tempo con un impegno anche allegorico, quindi anche alle immagini, all'immaginazione, come dicevo prima, la salvaguardia dei sentimenti. Ha fatto tanto, ecco. Bisogna conoscerlo appunto per quello che effettivamente ha dato molto. Adesso ho solo citato, ma ha scritto anche tante altre opere che per ragioni di tempo ovviamente non so se ho risposto, però. Mia moglie. Padre Danilo mi ha detto che devo parlare. Vai. C'è qui padre Danilo, obbedisco.
ho letto Diario di un dolore e lì emerge che lui non crede nella presenza di Gesù nell'Eucaristia. Questo è il problema dei protestanti enorme. E quindi giustamente lui dice in cosa dobbiamo stare attenti, ecco, non avendo questa fede nella presenza viva reale di Gesù nell'Eucaristia, e diventa anche più faticoso per lui sanare il suo dolore, perché noi quando riceviamo Cristo sappiamo che riceviamo tutto il corpo mistico, e per cui ogni comunione è anche ritrovare i nostri cari defunti, ecco, nel mistero della morte, no? Nel mistero del corpo mistico, e via dicendo, ecco, però è tutta una fede cattolica questa, manca completamente ai protestanti, però se ci può dare speranza, qui vicino abbiamo la beata Gabriella, qua dalle trappiste. Lei ha proprio offerto la sua vita per il ritorno degli anglicani alla Chiesa Cattolica, quindi questo, io sono convinta, insomma, questa offerta di Suor Gabriella nel disegno, ecco, provvidenziale di Dio sicuramente aiuta, ecco, tutti questi anglicani a riavvicinarsi. Purtroppo non ha fatto come altri, come Belloc, Chesterton, che attraverso John Henry Newman, l'insegnamento, ecco, del cardinale beato John Henry, si sono avvicinati alla Chiesa Cattolica. Era anche lui un pastore anglicano che si è convertito. Cioè non c'è stato proprio questo passaggio finale, ma probabilmente sopraffatto anche da queste cose che Diario di un dolore, come hai citato tu, è davvero una ricerca di senso, di significato. Ecco, io non l'ho citato più di tanto, solo fatto vedere la copertina, ma si vede un dolore vissuto profondo, una sofferenza molto acuta, ecco, che ovviamente nel cattolicesimo sarebbe stata magari vista in altro modo, quello sicuramente, però dobbiamo prendere per quello che ci può dare come suggerimenti. Ecco, lui conosceva anche molto bene l'ambito scientifico ed è per questo che era preoccupato per le conclusioni scientifico-tecnologiche dell'umanità. Infatti in questo libro, Quell'orribile forza, non vi ho citato la parte finale perché è terrificante, si comprende proprio il disegno diabolico attraverso la scienza, la tecnologia di soppressione dell'uomo, qui nel saggio, qui nel romanzo. Ed è incredibile che poi l'abbia dedicato la figura principale di salvezza in questa trilogia spaziale, sia affidata a Elwin Ransom, si chiama così il protagonista, che è riferito a Tolkien. Qui lui vedeva, però non è riuscito a fare quel passo di abbandono, non so, ecco, che qui sperava che facesse Tolkien, che ha sperato fino alla sua morte, perché poi Tolkien è morto 10 anni dopo, quindi anche lui era dispiaciuto di questo fatto, che non fosse approdato alla Chiesa Cattolica. E lì è dedicato appunto, perché Elwin vuol dire amico degli Elfi, e questo personaggio principale è un filologo, esattamente come Tolkien, quindi i riferimenti erano precisi a Tolkien, che lui ha sempre avuto, ecco, questa dedizione alla cura delle amicizie, dedicare i loro libri, a spendersi per loro, però no, ovviamente non ha avuto la grazia della conversione al come era avuta ad esempio Frassati, come abbiamo visto ieri. Questo no, però ha dato un suo contributo notevole. No, anche parlo di Pier Giorgio, che si era convertito, insomma, che ha avuto questo dono della fede. Comunque papà non ha avuto nemmeno quello, il papà di Frassati. Ecco, lui è riuscito a comprendere queste cose con molta fatica, con molto dolore, però è interessante perché si è messo, è quello che dobbiamo fare noi, in dialogo, ha studiato tutte queste tradizioni diverse, ha cercato di coglierne il bene, ha fatto quest'opera incredibile che si trova nelle appendici del libro, dove ad esempio la benevolenza è presente in altre civiltà, in altre tradizioni, in che modo. È un'opera interessante comunque. Come ha detto giustamente mia moglie, la dimensione eucaristica era assente, quindi privazione notevole, insomma. Sì, diciamo che una delle cose più gravi del protestantesimo è quella mancanza della vita di Dio in noi, no? Però forse questa parte, per esempio, hai citato una vita, il senso della nostra esistenza è la partecipazione alla vita di Dio. Io personalmente vi volevo consigliare a livello sacerdotale, non tanto culturale, ma per la vostra vita spirituale. E uno dice, ma è un protestante?
io l'ho letto solo con occhio critico per capire se c'era qualcosa fuori, e mi sembra molto più dentro di tanti altri, anche buoni autori. Le lettere di Berlica sono una genialità per la vita interiore, per la unione con Dio, veramente, il discernimento che ha. È da un mistico più che da un autore, è notevole, è una genialità. E vorrei finire questa parte solo con una parte di queste lettere di Berlica. È questo diavolo che le scrive al suo nipote, insegnandogli a tentare, no? A tentare. Il tuo paziente sarebbe quell'anima a cui il nipote deve condannare, e in un momento il nipote le scrive allo zio che il suo paziente stava avendo delle illuminazioni, dei progetti geniali di apostolato, come molti di voi magari in questi giorni, propositi ottimi, propositi buoni. E quindi il diavolo inesperto è impaurito, perché dice: il nemico, Dio, gli sta ispirando delle genialità, delle cose sublimi. Bene, il diavolo anziano, lo zio più esperto, le dice: lascia che lui abbia questi propositi, anzi lascia che il nemico nostro lo illumini, che abbia delle idee sublimi, che scriva un libro su queste cose. Tu devi solo far sì che non lo metta in atto. Se mette un pochino nelle opere quei propositi, è lì che a te ti aspetta una seconda condanna al diavolo, no? Dico, pensate come è questa la tentazione. Voi avrete sicuramente ottimi propositi in questi giorni. Cominciate a sapere questo: finché uno non li mette all'opera, non abbiamo, scusate il termine, non abbiamo fregato il diavolo, come diceva un santo argentino, c'è un po' di... non abbiamo fregato il diavolo ancora. Tu hai messo in atto uno dei buoni propositi delle giornate di formazione, e lì puoi dire, come diceva questo sacerdote, questo San José María Gabriel Brochero: ti fregasti diavolo, diceva lui. Però mettiamolo in opera, per opera. Allora, come metterle per opera? Una delle cose, perché molti non lo sapete, sono le voci del verbo che realizzano apostolati concreti durante l'anno. Domani mattina si parlerà di questo. È un gruppo che ha come scopo che tutte le cose che abbiamo sentite si traducano in apostolato, in testimonianza concreta, sì? Queste sono giornate per formarci, no? Però poi durante l'anno dobbiamo offrire agli altri quello che abbiamo imparato. Fabio, volevi leggere? No, stavo leggendo quella parte che tu avevi citato, ma basta, però siamo già andati oltre. Sì, è davvero, cioè, poi è molto attuale, perché dice che bisogna che i giovani, il lavoro che fa Berlica e Malacò dei diavoli è quello di dire che si devono abbandonare alle mode, tutto quello che c'è in voga, e soprattutto non pensare al presente, perché noi le dobbiamo continuamente proiettare nel futuro, in modo da rendere la vita sempre più insofferente. Un po' credo che gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio siano collegati a questo, lui non li ha fatti, ma sicuramente ha recepito e quindi ecco, il discernimento degli spiriti che propone anche Sant'Ignazio c'è dentro anche sicuramente nelle lettere di Berlica. E quindi attento ad esempio alle insofferenze coi vicini o col compagno di banco, lì ci lavora il diavolo. Ecco, sono tutti piccoli elementi, perché lui aveva una finezza psicologica, oltre a questa intelligenza teologica, filosofica, che vedeva tutti questi parti, come anche la psiche potesse influenzare il cristiano, no? Quindi anche il diavolo tentava: ma senti come cantano male in chiesa quelli là, e allora provocava, no? È bellissimo, ha ragione, è realistico.